Mi sono saltati addosso, mi hanno disteso per terra e di solito chiedono i soldi. Era il 18 aprile scorso. Arduino Camerini, 85enne di Giavera del Montello, raccontava i drammatici momenti della rapina subita nella sua abitazione. 12 giorni dopo l'anziano morì. Non si sa se il decesso sia collegato allo shock per quanto subito. Certo, il suo caso è diventato il simbolo della violenza ai danni delle persone anziane e proprio da Giavera del Montello il gruppo anziani e pensionati della Confartigianato è partito con un'iniziativa di informazione rivolta agli over 66. E l'abbiamo fatto nel territorio di Giavera del Montello per sensibilizzare proprio la gente ancora di più, per stare attenti. Al via dunque incontri con la collaborazione delle forze dell'ordine ed un vademecum per avviare una campagna di sicurezza che contribuisca ad arginare un fenomeno in costante crescita in Veneto più che nel resto d'Italia. Nel 2014 i furti, le rapine e le truffe agli anziani hanno registrato un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente, per un totale di oltre 19.000 episodi, il 78,5% di tutti i reati commessi nei confronti degli anziani, con un picco a Treviso dove la percentuale totale delle vittime over 66 di furti, rapine e truffe sfiora l'82%. Dati forniti dal Ministero dell'Interno ed elaborati dalla Confartigianato che peraltro sono inferiori alla realtà, visto che spesso, soprattutto le truffe, non vengono denunciate. Molte volte non li veniamo a sapere perché non vengono denunciati, perché per vergogna, poi si vergognano dopo di essere stati truffati perché li hanno fatto firmare, comprare delle cose fasulle, delle cose strane. L'appello agli anziani è quello ad autodifendersi diventando diffidenti e denunciando ogni situazione ambigua e sospetta, ma c'è anche l'appello a tutte le altre persone per ricreare una rete di protezione attorno agli anziani, non lasciandoli soli. È importante creare quella rete che non si sentono soli, perché l'anziano ha la solitudine fa brutti scherzi.